Arizzo è un piccolo paese della Barbagia che vanta una storia antica. Adagiato sulle montagne, custodisce un passato storico e culturale che da tempi molto lontani è arrivato fino ai nostri giorni. Una generazione ha tramandato all'altra usanze e abitudini, senza lasciare spegnere il loro ricordo, tanto che ancora oggi sono vissute intensamente e apprezzate anche dai più giovani, in questa comunità unica e caratteristica della Sardegna, che vive dove il passato è ancora presente. La storia di questo paese è strettamente legata al suo territorio, solare e vivace durante l'estate, poetico e produttivo nella stagione autunnale, pungente e ricco di fascino nel freddo inverno, profumato e intenso in primavera, emozionante durante tutto l'anno. Raggiungere Arizzo significa non solo scoprire uno dei paesi più importanti tra quelli che si incontrano nel cuore della Sardegna, ma sicuramente l'unico che vanta la storia dei Niarchos, gli uomini della neve, che per centinaia d'anni hanno custodito e sfruttato le nevi della montagna, che abbondanti imbiancano questo territorio nel periodo invernale. Le antiche gesta dei Niarchos in epoca moderna sono perpetuate dai carapigneris, che portano la carapigna in alcune parti della Sardegna, ma possono essere apprezzate soprattutto qui ad Arizzo, in particolare tutti gli anni il giorno di Ferragosto, quando migliaia di appassionati vengono a visitare la sagra della carapigna. Okay. Die brauchen wir wieder. Genau, hier sieht man, das ist die falsche Wegwurf. Ja, Also gehen wir. Aber es muss das sein. Ja, dann müssen wir da hoch. Dann probieren wir Dann probieren wir's. Los geht's. Il territorio arizzese, e più in generale quello della montagna sarda, offre paesaggi incantevoli, particolarmente adatti per coloro che amano gli ambienti incontaminati, ma per apprezzarli pienamente è necessario sentirsi accolti e benvenuti in questa terra speciale. Hola, bienvenidas. Gracias. Tenemos una reserva para hoy. Ok, andiamo a vedere la camera. Vale. Buongiorno. Buongiorno. Sí, sí. Wow. Qué bonito Arizzo. Ay, sí, me encanta, tía. Es verdad, ¿eh? ¿En serio? Ay, qué bonito. Prego. ¿Qué es? Muy interesante, ¿no?
Grazie. I boschi e gli spazi aperti del Gennargentu in primavera divengono meno aspri grazie ai colori delicati della peonia, il fiore simbolo della Sardegna e della montagna sarda. I murales del paese e le antiche strutture raccontano la vita degli arizzesi. Nel nucleo storico dell'abitato è possibile visitare Sa Bovida, l'antica prigione costruita oltre 400 anni fa, dove venivano reclusi sia uomini che donne. Salut! Salute. Salute, torna a dire a Cristina che devo Sappala! No. Tanno, un saluto. A me il bere, un saluto. L'antico carcere e altre strutture del centro storico arizzese ci ricordano il passato, quando netta si percepiva la distinzione tra le classi sociali. L'alta borghesia possedeva abitazioni come questa, appartenuta a un'importante famiglia arizzese. Coloro che visitano Casa de Villa restano affascinati dagli arredi che lasciano immaginare la vita di tanto tempo fa. Nel 1902 nasce ad Arizzo Antonio Mura, uno dei pittori tra i più importanti del Novecento isolano. Le sue opere sono presenti in molte parti della Sardegna e in alcune della penisola italiana, ma è soprattutto qui ad Arizzo, nel suo paese natio, che può essere apprezzata una parte importante della sua produzione artistica nel museo a lui dedicato. Bellissime e accoglienti strutture ricettive permettono di visitare al meglio il territorio arizzese, circondato dalle montagne, dove l'aria è pulita e il cibo genuino. Wunderschöne Ferien haben wir in Arizzo gemacht. Che bella ferie abbiamo fatto in Arizzo qua. Finalmente siamo arrivati ad Arizzo, dove si può ancora vivere a misura d'uomo.
Il paese di Arizzo è letteralmente immerso nei boschi e si trova a circa 800 metri sul livello del mare. Di fronte al paese, oltre la vallata, a quasi 1000 metri di altezza, svetta imponente il tacco di Tescile, un simbolo del territorio arizzese e della Barbagia. Questo monumento naturale è parte di un'importante area protetta per la salvaguardia delle specie endemiche e per la gioia dei visitatori che amano scoprire il parco di Tescile. Grande Arizzo! Nel suo insieme, questo territorio è parte della vasta area montuosa che interessa la Sardegna centrale. Alle spalle della grande montagna che sovrasta l'abitato di Arizzo si trovano le cime più alte dell'intera isola. Sono i monti del Gennargentu, una catena montuosa che supera i 1800 metri di altezza. Di fronte al Gennargentu si trova un grande pianoro, un luogo speciale e straordinario per la natura selvaggia e per gli scenari ancora oggi intatti, identici a come apparivano migliaia di anni fa. Qui vivono i cavalli allo stato brado, animali che trovano in questo ambiente grandi spazi per il pascolo e offrono a chi li osserva quel senso di libertà e di simbiosi con la natura fantastica di queste montagne. Questo luogo è particolarmente caro al popolo arizzese, non solo per i suoi pregi naturalistici, ma soprattutto per la storia che l'accompagna. Accanto a questo costone roccioso, dove trovano rifugio i cavalli selvatici, possiamo scorgere alcune forme circolari molto grandi, appena visibili perché ricoperte dalle felci e purtroppo quasi del tutto cancellate dal tempo. Sono le antiche neviere di Fontana Cugnada, un nome che significa fonte, sorgente nascosta o riparata, visto che qui siamo appena al di sotto del crinale che proteggeva le neviere dalle sferzate del maestrale, uno dei venti più forti che battono l'isola. I Niargos, gli uomini della neve, durante la stagione fredda accumulavano e custodivano la neve in queste grandi neviere. Durante la stagione più calda raccoglievano il ghiaccio e, servendosi dei cavalli, lo trasportavano per la vendita in tutta l'isola. Per oltre 400 anni, intere generazioni di arizzesi hanno dato vita a una delle più affascinanti pagine di storia economica della Sardegna. Gli uomini, i cavalli e il loro prezioso carico lasciavano il Gennargentu alle loro spalle e iniziavano il viaggio. Dalle neviere di Fontana Cugnada risalivano verso la sommità del crinale. Dalla parte più alta del vasto altopiano iniziavano a discendere verso il paese, adagiato più in basso, sotto questa montagna. Attraversavano diverse valli lungo un percorso che ancora oggi è chiamato Sentiero dei Niargos, fino a quando scorgevano da lontano il paese. Ma prima di raggiungerlo facevano sosta a Santa Maria e Sunie, una delle numerose chiese del territorio arizzese. Pochi chilometri più a valle
si raggiunge l'abitato di Arizzo, dove si trovano alcune chiese molto antiche. Nel loro interno possiedono strutture e opere lignee di particolare pregio, come questo altare del 1600. La chiesa più grande è parte del nucleo più antico, nel centro del paese. Il suo campanile è visibile anche da molto lontano. Nel suo interno custodisce numerose opere di pregio artistico e storico, tra queste alcune grandi pitture di Antonio Mura. Vi sono anche numerose sculture lignee di scuola napoletana risalenti al 1600. 100 anni dopo, nel 1700, qui veniva posizionato un bellissimo organo a canne, funzionante tramite un mantice per l'aria che veniva azionato a mano. Oggi può funzionare anche con l'energia elettrica. Numerose sorgenti alimentano il territorio e il paese di Arizzo, dove non mancano le fontane, alcune delle quali particolarmente antiche. Ciao Tamino. Oh, ciao Franco. Nostalgia di montaneggiaria. Eh sì, di acqua fresca. E già prende Sabino e Sabrocca. Le fresche acque sgorgano dalle montagne tutto l'anno, anche durante l'estate. Negli ultimi decenni l'abitato di Arizzo è cresciuto, sono sorti nuovi quartieri accanto al suo nucleo storico e lungo la strada di accesso al paese. Sono stati costruiti anche moderni impianti sportivi. La posizione geografica e il clima particolarmente adatto accresce il pregio di queste strutture, utilizzate anche dalle squadre sportive più importanti della Sardegna, come il Cagliari Calcio e la Dinamo Basket, per i loro ritiri stagionali. Accanto ad alcuni impianti sportivi si trova il Museo Etnografico,
parte importante del sistema museale diffuso chiamato Ecomuseo della Montagna Sarda. Buongiorno, benvenuti, ecco il vostro biglietto, grazie. Questo che state visitando è l'Ecomuseo della Montagna Sarda o del Gennargentu, un sistema museale diffuso che rappresenta la vita e le tradizioni delle comunità locali di questo territorio. Guarda questo lavoro, guarda tutti i fiori, bellissima. Guarda, qui c'è la palloncella. Alcune strutture ricettive restano aperte durante tutto l'anno. Permettono così di soggiornare nel territorio e di poterlo apprezzare in tutte le stagioni. Il cibo caratteristico della cucina sarda, preparato con i prodotti locali, rende perfetta l'atmosfera di questo luogo. Alla fine dell'estate, i boschi prima si colorano di rosso e di giallo, poi lasciano cadere le foglie. Da centinaia d'anni per gli arizzesi, l'autunno è la stagione più importante. È il momento più atteso in cui la montagna offre i suoi frutti. Le castagne, le nocciole e altri frutti del bosco giungono a maturazione e possono essere raccolti. Beh, buon dia sta castagna. Se si arribanno. Intere generazioni hanno percorso e vissuto questi boschi per raccogliere i loro prodotti per la famiglia e per venderli ad altri. Una delle attività più importanti per gli arizzesi del passato era l'essiccazione delle castagne tramite affumicatura. Questa operazione permetteva di conservarle e di poterle consumare tutto l'anno. Nel nostro tempo le cose sono cambiate. Solo alcuni arizzesi affumicano ancora le castagne, ma tanti ancora le raccolgono insieme agli altri frutti del bosco, in vista di un impegno importante per la loro economia.
e per mostrare il forte legame che li unisce alla loro terra. Giovi, ben a nonna, batti su sacco. Buono in culo, buono. Appara. Aspetta, non c'è cosa tra loro. Una parte del raccolto verrà utilizzata per preparare i dolci e onorare la grande tradizione dolciaria che possiede la Sardegna. Tra questi is casquettes, dolce tipico di Arizzo, chiamato anche dolce della sposa. Ida, dattimi in nocciola. Mordicerda questa, grazie. Pronto su gorro, Ale? Prontissimo. Per essere presenti a questo appuntamento vengono compiuti notevoli sforzi, ma dopo tanto lavoro finalmente tutto è pronto per l'evento più importante dell'anno. 3 giorni di gastronomia, arte, cultura e divertimento. La Sagra delle Castagne e delle Nocciole è una festa arizzese alla quale partecipano anche altri paesi della Sardegna. Alcuni portano i suoni tradizionali, altri le maschere tipiche del carnevale sardo. Così, anno dopo anno, alla fine di ottobre ad Arizzo regna l'allegria, talvolta con il clima dell'autunno che attende l'inverno, altre volte con la gradevole temperatura dell'estate appena conclusa.
Il divertimento continua fino a notte fonda tra canti e balli. Le favole sospese che aspettano la luna, oltre non c'era niente, oltre quel pomeriggio, con la rugiada a dissetare i sogni. Le castagne, le noci e le nocciole sono sicuramente le protagoniste della festa, ma per tantissime persone che qui arrivano dall'estero, dall'Italia e da tutta la Sardegna, questa è anche l'occasione per gustare il buon cibo tradizionale, la cucina dai sapori straordinari. Prego, un assaggino, signori. No? Per lui, dai, lasciate sti pizzi, vai. In questi momenti intensi, accompagnati dai sapori tipici, non si può fare a meno di gustare e apprezzare anche l'arte dolciaria. Fra i tanti dolci caratteristici che qui si preparano, oltre al torrone, che talvolta viene gustato caldo, vi è un dolce gelato che non è proprio un gelato. Alcuni lo considerano un sorbetto. In ogni caso, comunque lo chiamiate, anche alla sagra delle castagne non può mancare la carapigna, il simbolo degli arizzesi. Dipinto sui muri e scolpito sul legno, racconta ai passanti e agli ospiti e perfino ai giovani arizzesi il valore e il significato di queste cose semplici ma importantissime per l'identità culturale di questa comunità montana. Lo ricorda anche quando si spegne il clamore della sagra e nel paese e nei suoi vicoli ritorna il silenzio e la pace che solitamente si avvertono nei piccoli paesi di montagna.
solito che ad Arizzo il silenzio venga interrotto dalle piacevoli note di un canto. Sono le note del coro polifonico Bacchis Sulis, custode del patrimonio musicale della cultura arizzese. Alla bene salveschi dai savila lugente che su sole alla bene s'amore rosa stanca sfiori dal verano brochinosa d'incoro brochinos da Il coro, nato da diversi decenni, porta il nome del poeta Bacchis Sulis, un personaggio nato e vissuto qui ad Arizzo oltre 200 anni fa, rappresentato in questo grande dipinto murale nel centro del paese. La storia del popolo arizzese, le meraviglie naturali e la cultura tradizionale del suo territorio non possono essere raccontate interamente in un documentario. Per viverle pienamente è necessario raggiungere le montagne più alte della Sardegna e il paese di Arizzo, dove ancora si possono apprezzare i valori della vita passata, cogliere i suoi segreti e immergersi nella sua atmosfera ferma nel tempo, perché questo è un luogo dove il passato è presente.